Hanno sempre offerto gol e spettacolo quando si sono incrociate. Vincere oggi potrebbe dare il là a una stagione esaltante. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio 8, buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra da Marco Barbaliscia. È il posticipo della terza giornata di Serie A. A sfidarsi Bacci Immobiliare con la classica divisa nera e la Roma Calcio 8, maglia bianca con la striscia giallo-rossa nel petto. Tutto pronto per il calcio d'inizio di questa sfida. Bacci Immobiliare che arriva all'appuntamento ancora con 0 punti in classifica, cerca oggi di sbloccare questo 0 negativo. La Roma, che invece ha trovato la prima vittoria nello scorso turno, si trova a 4 punti. Una vittoria oggi la lancerebbe al secondo posto della classifica. Subito una conclusione qui al calcio d'avvio provato dalla Bacci. Ora si manovra con calma questo lancio in profondità a cercare la punta, il numero 9 Succi. Partiti subito all'attacco entrambe le formazioni. Ora prima offensiva manovrata per i ragazzi della Bacci, offensiva portata sulla sinistra, c'è il movimento in mezzo del numero 11, si tarda invece, si va dietro dal numero 4 che prova il sinistro. Primo intervento in tuffo di Goletti, ci aveva provato il numero 4 della Bacci. Ora a impostare è Cardinali, fascia destra del campo, se ne va a Cardinali dal raddoppio, lo supera bene, riesce a mettere questo pallone in mezzo. La difesa della Roma ha gioco facile, può ripartire con il suo numero 10, Liotti. Pallone ancora verso Succi. Buono il suo lavoro per far salire la sua squadra. Si ricomincia con calma, non c'è fretta. Addirittura Andrea Cossu richiamato dalla difesa ad impostare. Sbaglia però. Un contatto, non c'è fallo, si continua a giocare. Allora possibile contropiede per la Roma con Succi che prova a dialogare con il numero 6 della Roma, si fissava Di Paoli ovviamente. Gioco fermo e calcio di punizione per la Roma, out di destra. Sul punto di battuta due calciatori della Roma. Liotti, Succi al limite dell'area di rigore, salito anche Paoli. Merciaro che posiziona la barriera, che infatti intercetta sul nascere la conclusione avversaria, e Bacci che può riproporsi in avanti, out di sinistra, riesce a far carambolare il pallone sull'avversario, il difensore della Roma, guadagna rimessa laterale, si ritorna dal portiere. Goletti gioca a sinistra dove c'è Liotti, alza la testa Liotti, il movimento in avanti di Succi, si va invece dietro dove il numero 8 prova la conclusione e fa bene perché trova il gol dell'1-0, magia di Parroni che sblocca il risultato dopo 4 minuti. Bacci 0, Roma 1, ha segnato Parroni. Sembrava una partita equilibrata che doveva essere sbloccata da un episodio. Ci ha pensato Parroni con questa conclusione, si è insaccata dove Merciaro non è potuto arrivare. Ha fatto bene a provare il numero 8. Anche un leggero vento che potrebbe modificare le traiettorie del pallone. Ora subito la risposta della Bacci, affidata al suo attaccante, traversa piena a salvare qui Goletti. Ma non c'è un attimo di pausa con Liotti che si riversa subito in attacco. Pallone per Succi intercettato, poi fischio dell'arbitro, finalmente ci si ferma. Dicevamo allora 1-0, subito traversa di risposta della Bacci.
che ora prova ancora in avanti il sinistro, stavolta non preciso. Allora Parroni, galvanizzato dal gol che per il momento decide la partita. Ora allarga sulla destra, rimessa a Bacci, prova a impostare da dietro, chiama palla sulla destra e riceve in questo momento Cardinali. Poi numero 4 Troccoli gioca in profondità, pallone che arriva al vertice dell'area di rigore, non arriva però a Placido, chiuso dalla difesa della Roma, che ora gestisce palla in zona centrale del campo, si fa vedere Liotti, punta l'avversario Liotti, vertice dell'area di rigore, poi un tocco di Cardinali, visto un fallo l'arbitro, calcio di punizione per la Roma, zona pericolosa. Intervenuto forse con la mano Cardinali. Ora buona occasione qui. Una sorta di corner corto, Merciaro mette 2 uomini in barriera. Sul punto di battuta sempre Parroni, che con il destro scheggia il palo, la palla va sul fondo. Conclusione ancora magistrale di Parroni, che oggi sembra davvero avere il piede caldo, numero 8 della Roma. Qui si salva la Bacci dal possibile 2-0. Partita comunque ancora aperta, manca sicuramente molto tempo. Poi l'anno scorso queste due squadre ci hanno abituato a partite con tanti gol, tanti capovolgimenti di risultato. Vediamo oggi come andrà a finire. Per il momento punteggio che sorride ai giocatori della Roma, che ora impostano una nuova offensiva, sempre con Liotti sulla sinistra. Vede, serve il numero 3 che punta all'area di rigore, poi torna da Parroni che alza la testa, guarda il movimento dei suoi, poi serve ottimamente sulla destra il suo compagno che prova a rigirarla al centro, capisce tutto, numero 4 del Bacci che lancia in profondità dove c'è Placido, chiuso dal raddoppio degli avversari. Allora Liotti, uno dei più attivi dei suoi, qui controlla e lascia a Succi. Succi allarga a destra, tiro cross, la palla che diventa buona al limite dell'area di rigore, scaricata ora sulla sinistra, cross teso, rimpallato e rimessa a Roma. Ha provato a metterla in mezzo il numero 3 Oliva, e ora gioca per Parroni, l'avversario davanti a lui, Paoloni libera comunque il destro, di poco a lato, non deve intervenire questa volta Merciaro, pallone che si perde sul fondo. Ora Troccoli gioca palla a sinistra ma capisce tutto Seferi. Si è visto poco in questo avvio Klaus Seferi, uno dei più attesi del match, già 2 gol per lui in questo avvio di campionato, dopo che l'anno scorso era stato tra i migliori realizzatori della squadra della Roma. Ora però seguiamo questa iniziativa di Succi sulla destra, subito chiuso da 2 avversari, riesce comunque a giocarla per Oliva. Succi di destro, Merciaro si accartoccia e fa su il pallone. Cardinali, Troccoli, guarda Tombesi, poi iniziativa sulla sinistra, c'è spazio per il cross, deve uscire a chiudere il difensore della Roma, guadagna anche rimessa laterale, se lo incaricherà Paoli. Oliva deve liberarsi del pallone in una zona pericolosa, lo fa scaricando per Liotti. Parroni la gioca al centro del campo dove agisce Capitan Seferi, prova il sinistro, una delle prime conclusioni del numero 16, prova a prendere la mira, per il momento di poco a lato. Allora Cardinali per Tombesi,
zona sinistra, per ora la prediletta per le azioni offensive della Bacci, che comunque ancora non si sono resi pericolosi dalle parti del portiere della Roma, tranne la traversa subito poco dopo lo svantaggio, ma nessun intervento di Goletti. Andiamo ora con questo calcio di punizione dalla tre quarti, guadagnato dal numero 37, Paresh. I più attenti osservatori della Lega ricorderanno il gol di Paresh l'anno scorso proprio contro la Roma, splendida semirovesciata. Vediamo adesso qui cosa fa Paresh. Il destro di poco alto sulla traversa. Goletti allora rimette subito in movimento i suoi. Partita, come nelle aspettative, equilibrata, per ora decisa da una prodezza di Parroni, che ora prova a gestire, pressato da due uomini, allarga bene con calma per Oliva, che torna dal suo numero 8, poi Liotti. Continuo dai e vai, buon possesso palla qui della Roma, che prova ad addormentare i ritmi dopo un inizio frenetico. Parroni alza la testa, finta il tiro, va invece da Seferi, ancora Parroni, lascia scorrere per Succi, ottima azione qui della Roma, salva però la difesa del Bacci, ma continua a mantenere alta la pressione qui la Roma, rimessa in zona d'attacco, prova a sfruttarla Seferi, ha il problema di girarsi, mantiene comunque il controllo del pallone, se ne va via con un guizzo Seferi, dal fondo la mette in mezzo per Succi, azione spettacolare, ma la palla è uscita, tutto fermo. E allora, pericolo scampato e Bacci che prova a riorganizzarsi con Troccoli. Va da sul numero 11, fermato, poi torna sul pallone. E allora ancora Bacci in avanti, i ragazzi sotto 1-0 provano a farsi in avanti. Lancio in profondità a cercare il movimento di Tombesi. Riesce a tenere in gioco il pallone Tombesi. Ha il problema anche lui di girarsi. La mette in mezzo. Esce Goletti, la fa sua. Allora Liotti, subito in profondità, se la deve aggiustare Seferi. Conclusione, alta sulla traversa, non di poco, ma era difficile. Ancora Tombesi, movimento in profondità, poi il sinistro da lontano, nessun brivido per Goletti, forse pochi uomini in avanti, Tombesi un po' isolato, non riesce a giocare il pallone quando lo riceve, mancano un po' di soluzioni lì, ci sono comunque alcune soluzioni in panchina, vediamo se verranno utilizzate dall'allenatore del Bacci, che ora però si deve difendere da questa offensiva di Liotti, alto sulla traversa anche il suo tiro, partita dai tiri da lontano questa, entrambe le squadre stanno provando questa soluzione per fare gol, per superare i portieri. Per ora c'è riuscito Parroni. Ora Troccoli alza la testa, va sulla sinistra, cross in area, pallone che si perde direttamente sul fondo. E azione che riprende adesso Seferi. Ora Seferi, zona centrale del campo, scambia con Succi. Di tacco ancora per il numero 9 della Roma, zona destra del campo, si fa vedere Oliva sul secondo palo, tutto solo, prova a fargli arrivare il pallone Seferi, è impallato sul nascere, però è sempre la Roma che sui palloni vaganti arriva prima, sa che con questi 3 punti sarebbe da sola al secondo posto, a solo i 2 punti dalla Golbet, occasione ghiotta per la Roma, ma di certo la Bacci non regalerà i 3 punti ai giallorossi. Rimessa ora a Bacci.
proprio sotto le panchine. Tocca qui male il numero 37, si trattava di Paresce. Parroni. Oliva ha un po' di spazio per impostare la manovra. Oliva va da Liotti. Oliva. Parroni si libera di un avversario, poi il secondo riesce a strappargli il pallone, a ripartire la Bacci. Troccoli. Salta il pressing di Succi, alza la testa, c'è il movimento sulla destra di Cardinali, servito in questo istante. Ora il numero 11, gestire pallone sulla sinistra. Bacci che porta avanti le sue torri, vediamo se ci sarà un cross, no, è un tiro, ci mette i pugni Goletti. Poi prova subito l'iniziativa la Roma, ma il pallone è impreciso. Allora il numero 6 Ponziani, trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Troccoli, zona centrale del campo, allarga per Cardinali, il tiro cross, alto sulla traversa. Quando abbiamo da poco superato il quarto d'ora di gioco, sempre 1-0 per la Roma. E ora imposta con Succi, si gira in mezzo a due. Chiuso però, allora può ripartire sulla sinistra la Bacci. Alza la testa, poco movimento in avanti, poi quasi a memoria da Cardinali, che però questa volta non era salito. C'è comunque un tocco dei giocatori della Roma, rimessa a Bacci. Gioca Troccoli, uno dei più cercati dei suoi in mezzo al campo. Cardinali, cross in area, prova a arrivare Tombesi. Pallone sull'out dall'altra parte, ma ancora giocabile dalla Bacci, che però non sfrutta l'occasione. Liotti allora. Parroni. Seferi torna dal suo numero 8, Liotti. Cerca di coinvolgere tutti i suoi giocatori la Roma nella manovra in attacco. Ora Succi, spalle alla porta, il problema di girarsi. Lo chiude molto bene il difensore della Bacci, che non si fa saltare nell'1 contro 1 e fa ripartire i suoi. Ma il pressing della Roma prova ennesimo cambio di proprietario della sfera. Ora limite dell'area di rigore, contatto. Va giù il numero 37 Paresce. Per l'arbitro non c'è nulla. Ora Succi di testa vince il duello con il suo diretto avversario, che però con l'aiuto del suo compagno riesce a strappare il pallone al numero 9 e a far ripartire la Bacci. Pallone in area, si chiudono le maglie bianche in difesa. Liotti, fine il tocco di Parroni ancora per Liotti. Alza la testa, pallone in profondità, non c'è nessuno però, allora Merciaro a far suo il pallone, a far ripartire con un brivido Cardinale, che riesce comunque a toccarla per il suo compagno, a evitare guai peggiori. Troccoli, cambio di gioco dalla parte sinistra, impreciso, idea buona ma piede qui non educato. Ora Seferi. Liotti, zona della tre quarti, riesce a toccarla per il suo compagno, però si chiude la Bacci e prova a riportarsi in avanti. Il numero 17 a giocarla in mezzo. Chiude la Roma, riparte. Un po' soli gli attaccanti però. Oliva, out di sinistra, 1 contro 1 contro il numero 18 Ponziani, che ha un'ottima difesa contro Liotti. Rimessa comunque per la Roma. Fischio dell'arbitro. Primo time out del match. Per noi una pausa.
gioco dopo il time out. Parroni, Seferi, ancora i due a dialogare. Alza la testa Parroni, la scodella in aria per Succi, sulla testa Merciaro gliela prende e allora Bacci, Ponziani, Merciaro con calma adesso prova da dietro ad aprire le maglie della difesa della Roma, che per ora hanno concesso poco o nulla alla Bacci. Qui pallone giocato in area intelligentemente per il movimento di Tombesi, pallone che però finisce a Goletti e siamo già dall'altra parte con Liotti, costretto a indietreggiare il numero 10 della Roma Calciotto. Seferi, Liotti prova a scambiare con Seferi, vertice dell'area di rigore, si porta all'altezza del corner ora il numero 16 della Roma, la gioca per Liotti, limite dell'area di rigore, salta un avversario, anche il secondo, tocco delicato, ma quanto basta per trafiggere Merciaro. Bacci 0, Roma 2, ha segnato Liotti. Non sempre la potenza serve per trafiggere un portiere. Lo ha dimostrato adesso Liotti con questo tocco sotto, ha angolato quanto basta per non far arrivare Merciaro sulla palla. 2-0 per la Roma, possiamo dire meritato questo doppio vantaggio per una squadra che sta mostrando un buon calcio palla a terra, che sta concedendo molto poco agli avversari quest'oggi. Hanno trovato il gol forse i due migliori in campo insieme a Seferi. Ora però iniziativa dei Bacci con Ponziani, ha due uomini davanti a sé, allora costretto ad allargare la sua azione, pallone che carambola fuori, rimessa a Roma. Ora indelicato, fase confusa del match ora la Roma a cercare di rimettere ordine con Oliva che va in profondità da Seferi, Parroni in volée per Oliva, ora indelicato, se ne va su Cardinale, è costretto a uscire Merciaro addirittura fuori dalla sua area, la porta è sguarnita, Liotti non riesce a deviare in porta ma l'azione non è finita, Seferi la tiene viva, out di destra, se ne va Seferi, calcio d'angolo per la Roma. Così alla fine del primo tempo, ma è solo il primo corner della partita, giocato corto, pallone in mezzo, la botta di Parroni, di poco a lato, ci aveva provato il numero 8. Ora Troccoli di petto la mette giù l'attaccante della Bacci che si gira, la dà verso il numero 18 Ponziani, che ora deve portare il pressing sul suo avversario, riesce a recuperare il pallone ma indelicato segue l'azione, guadagna fallo proprio mentre l'arbitro segnala l'entità del recupero che sarà di 1 minuto. Poi fine del primo tempo qui tra Bacci e Roma. Allora una delle ultime azioni per la Roma, gestita adesso dal numero 8 Parroni, Liotti salta un avversario, forse un fallo, è così, calcio di punizione. Sulla palla va Parroni, distanza per lui invitante con Merciaro che mette 3 uomini in barriera, forse 2, no saranno 3, conclusione di destro di Parroni, centrale, sul pallone anche Oliva, vediamo chi andrà dei due.
Sembra intenzionato Parroni, va infatti il numero 8 con il destro. Pallone che non si abbassa a sufficienza, è alto sulla traversa. Su questo tiro di Parroni finisce il primo tempo. Squadre a riposo, Bacci 0, Roma 2, decidono per il momento Parroni e Liotti. Tutto pronto per la ripresa, arriva adesso il fischio dell'arbitro, riniziano le ostilità. Subito una conclusione della Roma, il facile Merciaro. D'Arpino. Bacci che deve recuperare i 2 gol di svantaggio accumulati in questo primo tempo, che ha visto la Roma giocare meglio, trovare più soluzioni in avanti. Ora però il capitano Placido, Cardinale, ancora verso Placido, chiuso dal ritorno di Seferi, che poi gioca bene il pallone. Seferi ancora a proporsi sull'out di destra, deve chiudere D'Arpino. Spinge Seferi, guadagna calcio di punizione. D'Arpino. Ponziani. Ancora a dialogare col suo compagno di reparto. D'Arpino va da Placido, Placido la mette in mezzo. Chiusura della difesa della Roma. Ora se ne va Seferi sulla destra. È l'ultimo a toccare però. Rimessa a Bacci. Capitano della Bacci, che è il miglior realizzatore quest'anno con 2 gol. Quest'oggi però ancora deve mettere la sua firma nel match. Vediamo se ci riuscirà in questa ripresa. Uno dei migliori marcatori anche della scorsa stagione, alle spalle di Morezzi, che però ha lasciato quest'anno la Bacci. Responsabilità in più per Placido, ma ora contropiede per la Roma, portato avanti da Succi, che salta bene un avversario, si porta sino al limite dell'area di rigore. Si chiudono le maglie nere davanti a lui. Rimessa a Roma. Aveva chiuso Temperini. Parroni. Seferi, Parroni, poi difesa della Roma coinvolta. Si fa vedere sulla destra numero 6 Paoli. Si va invece ancora sulla sinistra. Parroni, c'ha spazio per il destro, deve uscire su di lui D'Arpino, che gli strappa il pallone, fa ripartire Placido, zona centrale del campo. Ritmi che si mantengono elevati anche nella ripresa. Ora ci prova con questa conclusione Tombesi, alto sulla traversa però. Merciaro, rimettere in movimento, ovviamente Goletti, rimettere in movimento i suoi difensori. Paoli, Oliva, Succi, prova ancora Succi, la gira in mezzo al campo, pallone pericoloso. Seferi riesce comunque a farlo suo. Seferi se la porta sul mancino, Merciaro ci mette i pugni e la manda in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo della ripresa, è comunque solo il secondo di tutto il match. Seferi va da Parroni, vertice dell'area, torna da Seferi. Placido, allora c'è la possibilità di contropiede per la Bacci. Placido, Oliva, strepitoso Oliva qui, perché se rimane a terra Placido, sportivamente la Roma mette palla fuori. Rimane a terra Placido, speriamo non si sia fatto male il capitano della Bacci. Dicevamo, insieme a Tombesi, uno dei principali giocatori dei ragazzi in maglia nera. Sicuramente uno dei più decisivi anche in questo avvio sfortunato della Bacci. Ancora ferma a 0 punti, anche se le prestazioni non sono mancate. Cerca oggi i primi punti della nuova stagione di Lega Calcio 8, anche se 2 gol da rimontare a questa Roma in pochi minuti ormai sarà un'impresa difficile, non impossibile. Parroni,
La gira sulla destra dove c'è Paolì. Seferi. Parroni, tutto di prima, l'azione della Roma. Qui deve uscire Tombesi, mandarla in out. Succi, vertice dell'area di rigore, si gira Succi, forse un fallo su di lui, non è così per l'arbitro, poi un fischio. Contatto sul volto, bisogna sincerarsi delle condizioni di Succi. Tutto a posto per il numero 9, così anche il numero 14 della Bacci sembra aver ripreso il suo posto in campo. Si riprende ora D'Arpino. Poco movimento davanti a lui, allora bisogna attendere per svolgere la manovra. Ora la prova a mettere in mezzo lo stesso Placido, pallone però tra le braccia di Goletti. Seferi allora prova a gestire il pallone, esce su di lui D'Arpino che lo anticipa e la manda fuori. Paolì, Parroni, sale su di lui, il pressing avversario, si fa ancora vedere Parroni. Alza la testa, gioca a sinistra per Oliva che però stava salendo, preso in controtempo il laterale della Roma. Rimessa Bacci, si fa vedere D'Arpino, tarda a servirlo qui numero 11, poi si ritrova il pallone sul mancino. D'Arpino davanti a sé Capitan Seferi, rimessa ancora per la Bacci. Il Placido, il mancino, si distende il portiere, la azione non è finita, sarà calcio d'angolo per la Bacci. Primo calcio d'angolo della Bacci, lo gioca in aria per il numero 6, pallone che rischizza verso il laterale della Bacci, azione che sfuma, salvo poi il pressing di Cardinali. Ultimo tocco però del giocatore in maglia nera. Parroni. Parroni, zona centrale del campo. Davanti a sé Temperini, allora va da Seferi. Parroni. Seferi. Con pazienza e con qualità, palleggio della Roma. Parroni perde qui il contatto con la sfera, può ripartire la Bacci con Paresce che però è l'ultimo a toccare. Allora ancora sfera di possesso Roma, lancio in profondità per il movimento di Succi, chiude D'Arpino di testa ma l'azione non è finita, la conclusione di Indelicato, alta sulla traversa. D'Arpino, Ponziani ancora per il numero 3, si fa vedere Placido sulla sinistra, si torna invece dal numero 6 che va da Terminati. Temperini alza la testa, poi prova il destro al lato, non pericolosa la conclusione del numero 2. Ora deve compiere una vera e propria parata Goletti, e qui deve giocare il pallone con i piedi, lo fa servendo però Temperini che ricomincia dal suo numero 6, poi Merciaro, Temperini, pallone perso qui dal numero 37 Paresce, allora Seferi giocando in profondità, ancora il numero 11 vince due contrasti, poi alza la testa, Indelicato, la gioca sulla sinistra, il cross di Oliva per Succi, Cardinali in calcio d'angolo. Ancora il secondo calcio d'angolo di questa ripresa per la Roma, tutti battuti dalla sinistra. Ora si va in aria da Seferi che applaude l'iniziativa del compagno ma gli arriva solo adesso il pallone. Alza la testa Seferi,
scodella addirittura dall'altra parte. Succi, spazio per lui, alza la testa, indelicato in mezzo, la palla che arriva a Seferi sul secondo palo, tutto solo, dribbla Merciaro e fa 3-0 Roma. Grande l'azione di Seferi che ha seguito e poi ha concluso per il 3-0 Roma. Mancava il numero 16 all'appello dei marcatori. Trova il terzo gol in 3 partite Seferi. Media gol davvero impressionante quella del capitano della Roma. Temperini. Parroni qui a recuperare il pallone. Indelicato. Non si era Liotti che però perde il pallone. Ora è indelicato. Se ne va su Temperini, vince il contrasto. Poi fallo sul numero 11, calcio di punizione per la Roma. Punizione per la Roma che da poco si è portata avanti per 3-0. Qui Parroni si guarda con Oliva, anzi con Pisapia. Parroni e Pisapia sul pallone, 3 uomini in barriera per Merciaro. Pisapia col sinistro, Parroni con il destro, vediamo chi andrà, sembra intenzionato Parroni, così è, il destro deviato, Merciaro ci mette i pugni e la manda in calcio d'angolo. Conclusione pericolosa qui di Parroni. Calcio d'angolo per la Roma, battuto corto questa volta, tacco delizioso a favorire l'iniziativa del laterale della Roma, solo esterno della rete, che dà l'illusione del gol. C'è una deviazione, forse chiedono, tengono calcio d'angolo i giocatori della Roma, quindi ancora pericolosi i giallorossi. Parroni la lascia sfilare per indelicato, c'è spazio per il mancino, Temperini lo ferma sul nascere, D'Arpino poi da Placido, Succi però strappargli il pallone, atteggiamento da 0-0 dei ragazzi della Roma che invece conducono 3-0. Qui però esce bene la difesa del Bacci che prova a ripartire, Placido smista a sinistra dove c'è Paresce, torna dal numero 11, alto sulla traversa, ma bella azione del Bacci qui. Succi, Parroni, rischiano il pasticcio qui due, poi Parroni ci mette una pezza, allarga per il numero 3 Oliva. Pallone di testa, fuori, lascia andare via Succi, si accontenta di una rimessa. Parroni, gioca in verticale, Succi, il destro improvviso, palo esterno e palla fuori. Grande conclusione qui di Succi. Prova anche lui a inserirsi nel tabellino dei marcatori. Per ora il palo a negargli questa gioia. C'è stata anche una deviazione sul suo mancino. Calcio d'angolo per la Roma. Arriva Pisapia. Alto però. Placido. Placido si fa tutto il campo. Arriva fino sul fondo per metterla in mezzo. Va giù. Il numero 9 del Bacci appena entrato, si trattava di Caponetti, non c'è nulla però. E allora Parroni, Liotti, indelicato, non può arrivare sul pallone, che sfila via. Quando mancano 10 minuti, poco più, alla fine del match, risultato che sembra in cassaforte per la Roma. Ma Bacci che ci crede, giustamente prova adesso a scardinare la difesa della Roma con D'Arpino sulla sinistra, tiro rimpallato sul nascere, ma possesso ancora per i neri. D'Arpino
Tombesi va da numero 18 Ponziani, che guadagna il primo calcio d'angolo della ripresa per la Bacci. Salgono le torri, Ponziani andrà probabilmente col mancino, così è. Sul secondo palo il colpo di testa di Placido, palla tranquillamente tra le braccia di Goletti. Liotti non aspetta, non c'è pausa. Succi, il destro! Si tuffa Merciaro, riesce a respingere, poi l'azione non è finita. Chiude ancora Merciaro sul numero 5 della Roma. Grande qui l'intervento del portierone Bacci, che ha lasciato anche carambolare la palla sul numero 5, neoentrato della Roma, Lo Russo. Temperini, la tiene Temperini, poi Parroni ha il problema di girarsi, infatti perde il pallone. Allora il numero 18 qui, Ponziani, che si mangia forse il gol del 3-1. Poteva fare meglio qui, pallone alto anche se deviato, quindi sarà calcio d'angolo. Forse decisiva qui la deviazione, se no la palla sarebbe terminata alle spalle di Goletti. Occasione ancora per il Bacci. Pallone giocato al centro dell'area, messo via però dai difensori della Roma, con Temperini però tenere viva l'azione, la lascia sfilare Tombesi, non c'è nessuno alle sue spalle. Allora Parroni poi aprirsi in contropiede per Succi, si fa vedere la Russo in area. Succi però mangia qui un'occasione per la Roma. Poi Placido dall'altra parte, contropiede per il 14, pallone che sfila via, toccato però da un giocatore della Roma. Ancora calcio d'angolo per la Bacci, che prova a spingere in questi minuti finali. Fallo però, calcio di punizione per la Roma. Prima la spallata e poi la presa di destra. Tante azioni, tante emozioni qui tra Bacci e Roma, anche se il punteggio è abbastanza rotondo, però il Bacci non si dà per vinta come in questa occasione. Tombesi, chiuso da 3 uomini, sono troppi anche per lui. Pisapia, Liotti, spalle alla porta, Liotti, un fallo, così è. Calcio di punizione per la Roma. Dicevamo, tante emozioni che potrete rivedere con gli highlights sul sito di Fanner, grazie anche alle riprese di Marco Zinghini qui al mio fianco. Ora calcio di punizione fischiato a favore della Bacci. Placido la gioca per Ponziani, che si gira col mancino. È attento il portiere della Roma a mandare in calcio d'angolo. Bravo qui Goletti. Allora, il calcio d'angolo non è finita, pallone troppo lungo per tutti. Allora Parroni, che non vuole perdere tempo, col destro va delicato da Liotti, deve uscire Merciaro. Fischio dell'arbitro però, perché è rimasto a terra un giocatore della Bacci. Grande occasione qui in contropiede per la Roma per chiuderla, ma giusto fermare il gioco. Si è fatto male il numero 6 Ponziani, Gianluca Ponziani. Per fortuna anche lui sembra potersi riprendere. Bacci, che ovviamente ha spostato il suo baricentro in avanti per cercare di riaprire la partita, e Merciaro, che si ritrova a fare quasi libero, difensore aggiunto della sua linea, gioca più fuori dall'area che tra i pali. Il numero 1 della Bacci per ora sta facendo bene, anche buone parate durante il corso del match. Incolpevole sicuramente su tutti i gol che ha subito fino adesso. Più merito degli attaccanti che dei meriti suoi. Ora Succi, raddoppio su di lui. Succi mantiene comunque il controllo della sfera, salvo poi perderla in un secondo momento. Caponetti, rimessa a Bacci, si fa vedere Temperini.
D'Arpino per Cardinali, Caponetti, vertice dell'area di rigore, la gioca per Ponziani che se la ritrova ancora lì e allora Ponziani accorcia le distanze per la Bacci, fa 3-1. Ha segnato Ponziani, forse uno dei più attivi per i ragazzi della Bacci. Sul gol di Ponziani ci vuole ragionare sulla Roma. Time out in campo, una pausa per noi. Riprende il gioco dopo il time out, dopo il gol di Ponziani che riaccende questo finale di gara. Partita che sembrava chiusa, ma la Bacci, lo sappiamo, non molla mai. E allora godiamoci insieme questi minuti finali di match. Pressing alto qui di Placido, rimessa comunque per la Roma. Decisa a tutti i costi a portarsi a casa questa vittoria che la lancerebbe al secondo posto in classifica. Si deve qui difendere però dall'iniziativa di Tombesi. Calcio d'angolo per la Bacci. Salgono tutti, non rimane nessuno dietro. Tenta il tutto per tutto qui la Bacci. Il numero 11 Tombesi di testa. Il miracolo di Goletti. Bacci ci crede e come. Sale anche Merciaro. Tiro cross di Merciaro, la porta è sguarnita, Seferi lo vede, il mancino sul fondo, fatto bene a provarci qui, Capitan Seferi, uno dei migliori in campo, insieme agli altri autori del gol, Liotti e Parroni. Ora, limite dell'area di rigore, Parroni però ancora a vincere anche questo contrasto, a ripartire in contropiede, c'è Seferi a fianco a lui, pallone invece giocato sulla sinistra, poi ritorna a Parroni dopo la parata di Merciaro, Lo Russo. Oliva. Parroni in mezzo a due, Parroni perde qui il contatto con la sfera, allora Tombesi, c'è Ponziani davanti a lui, Tombesi va col mancino, traversa il gol di Tombesi, la Bacci è ancora viva, la Bacci è lì, Bacci 2, Roma 3, accorcia le distanze Tombesi. Che gran gol ha fatto qui, il numero 11 della Bacci. Mancino davvero inarrivabile qui per Goletti. Manca ancora più di 3 minuti alla fine del match. Tombesi, uno dei più attivi dei suoi, guadagna calcio di punizione. L'avevamo detto in sede di presentazione, una partita che avrebbe dovuto regalarci gol e spettacolo, così è, 5 gol, 3-2 per la Roma e Bacci in avanti. Cosa chiedere di più a un posticipo di Serie A Lega Calcio 8? Sempre più equilibrata, sempre più spettacolare questa Lega. Ora calcio di punizione Bacci, sul pallone Ponziani, con il destro! Portiere ci mette i pugni ma l'azione non è finita, poi rovesciata di Placido, la difesa riesce a liberare solo adesso, a ripartire con Oliva che perde palla, Placido, pallone respinto, allora Oliva, non c'è un attimo di pace con D'Arpino, non la tiene D'Arpino. Rimessa Roma. Va bene dove sta? 3? Sì, sì, sta arrivando il pallone, va. Portiere! Oliva, lungolinea per Capitan Seferi, Liotti, Lo Russo, ancora Liotti, vertice dell'area di rigore, angolo sulla deviazione di Ponziani, prova a tenere il più lontano possibile dalla sua porta la Roma, gli avversari. Questo calcio d'angolo fa sicuramente rifiatare i difensori giallorossi, pallone giocato per il sinistro di Pisapia, conclusione spettacolare di poco a lato. Schema riuscito alla perfezione qui dei ragazzi della Roma. Un minuto ancora per soffrire della Roma, un minuto ancora di speranze per la Bacci, prima del triplice fischio. Qui Tombesi va al lato. Acceleri portiere! Prova a guadagnare qualche secondo Merciaro, ma l'arbitro è attento anche in questa situazione. Chiama
a velocizzare il gioco l'estremo difensore giallorosso. Una delle ultime azioni per la Bacci. Ponziani svirgola il pallone, arriva comunque a Caponetti che non riesce a gestirlo, allora possibile contropiede Roma portato avanti da Pisapia. Liotti prova a guadagnare un fallo, a guadagnare tempo, invece perde solo il contatto del pallone. Poi un fallo. Calcio di punizione Bacci, può far salire tutti i suoi effettivi. La formazione in maglia nera. Qui Ponziani prova a guadagnare qualche centimetro. Sale anche Merciaro, si gioca il tutto per tutto qui il Bacci. Pallone giocato in area. Goletti alza le braccia e la fa sua. La porta è sguarnita. Goletti che prova un rinvio che diventa un tiro. Palla che si perde sulla traversa e su questo tiro di Goletti arriva anche il triplice fischio dell'arbitro. Roma batte Bacci 3-2 e si porta al secondo posto in classifica a quota 7. Bacci che rimane fanalino di coda a quota 0, ma partita spettacolare tra le due formazioni. Fallo. Così.